Il futuro della medicina si osserva al microscopio ed è la stessa ministra a sperimentarlo di persona visitando nel complesso Vallisneri dell'Università di Padova i laboratori di uno degli hub scientifici più avanzati del Centro Nazionale per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci RNA, una rete di ricerca finanziata con fondi PNRR che solo a Padova vede operare 200 tra ricercatori e dottorandi. Bernini però con il suo disegno di legge che reintroduce pur con un altro nome gli assegni di ricerca è stato oggetto di proteste lunedì scorso di oltre 500 ricercatori e dottorandi che hanno manifestato in città contro il precariato. Ecco la risposta della ministra. Io sto ricevendo appelli da tutte le parti, dall'Accademia dei Lincei, da Giorgio Parisi, da Elena Cattaneo che ha firmato questo emendamento. In realtà lei mi sta parlando non già del mio disegno di legge ma di un emendamento Occhiuto-Cattaneo che prevede oltre al contratto di ricerca altre due tipologie contrattuali. Anche i ricercatori, diciamo la parte più significativa numericamente dei ricercatori italiani, mi chiede di poter avere altri due contratti oltre al contratto di ricerca. Quindi io lascio al Parlamento la decisione. Ovviamente per quanto mi riguarda ritengo che il contratto di ricerca che io stessa ho sbloccato è una eredità del governo Draghi che era stata fatta senza metterci dei fondi. Noi l'abbiamo sbloccato e ci abbiamo messo dei fondi, ma da solo non ce la fa. Durante la visita del ministro ai laboratori del Centro Nazionale di Terapia Genica e Farmaci RNA, i ricercatori hanno illustrato alla Bernini le fasi chiavi dello sviluppo terapeutico con strumenti di avanguardia ed infrastrutture di calcolo ad altissima capacità. Ad illustrare i progressi della ricerca il professor Rosario Rizzuto, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova. Oggi abbiamo un obiettivo che è molto più grande, quindi usare una molecola che si spegne da sola e quindi sicuramente è un farmaco che funziona per un certo tempo e poi si spegne, ma che ha uno spettro d'azione vastissimo, cioè non dobbiamo pensare solo ai vaccini. I vaccini sono veramente un'applicazione molto ristretta. Oggi l'RNA ci permette di correggere le disfunzioni che ci sono nelle nostre cellule, quindi sapere che sia una malattia del sistema nervoso, una malattia del cuore, una malattia del fegato, io sono in grado di capire qual è il grimaldello su cui agire e costruire una molecola che va esattamente su questo.